Codroipo, nuova parvenza, vecchi lamenti. Anche se la crisi non si vince solo con alcuni interventi di arredo urbano o qualche manifestazione, ma con la capacità di definire progettualità e credendo in un gioco di squadra con obiettivi condivisi, nel quali tutti si ritagliano un ruolo definito impegnandosi. Il comune di Codroipo sta dimostrando tangibilmente l'impegno. Da alcuni giorni è stata emanata un'iniziativa a favore dei proprietari di immobili commerciali. Per il biennio 2015-2016 ci sarà il 40% di sconto sull'IMU per coloro che avvieranno una nuova attività sia in proprio sia dando i locali in affitto. L'assessore alle attività produttive del comune di Codroipo, Michelangelo Francesconi, ci spiega in cosa consiste l'iniziativa. Nel concreto si intende questo: per chi propone, il proprietario che propone e che presenta al comune la certificazione o copia o comunque un'autodichiarazione, che poi comunque il comune si riserverà chiaramente di controllare, ovviamente attraverso i suoi uffici, di un nuovo contratto di affitto per dal 2015 al 2016, quindi l'iniziativa vale un biennio, 2015-2016, avrà un abbattimento dell'IMU dallo 0,76 allo 0,46, che in termini percentuali vuol dire un abbattimento del 40%, che sugli immobili commerciali non è poco, perché hanno un carico fiscale abbastanza importante, quindi abbattere quasi della metà non è un'agevolazione di poco, ed è un'agevolazione che vale per 2 anni, quindi per il 2015 e per il 2016, purché l'attività continui ad essere aperta. Nel momento in cui questa attività, chiaramente, che può essere gestita o dallo stesso proprietario dell'immobile, chiaramente, o da un affittuario, come è più probabile solitamente, venga dismessa, viene a decadere anche il beneficio, con ovviamente la restituzione della somma, perché chiaramente la finalità non è stata conseguita. È un'iniziativa pilota, come dicevamo è una delle, se non la unica, ma comunque una delle pochissime in Italia con questo tipo di tecnicità, e poi si vedrà solamente nel tempo quali sono gli effetti e i benefici che può avere. Noi siamo moderatamente fiduciosi sull'iniziativa, perché non è un'agevolazione da poco, certamente, però lo vedremo alla fine dell'anno, alla fine del biennio, e possono chiaramente avanzare il diritto a questa agevolazione IMU a tutti coloro che hanno aperto un'attività, tutti i proprietari che presentano l'apertura di un'attività, quindi con un nuovo contratto di affitto, a partire già dal 1° gennaio di quest'anno. Quindi perché le norme fiscali coprono tutto l'anno, per cui se noi abbiamo dato un'agevolazione nel 2015 vale a partire dal 1° gennaio 2015, quindi anche quelli che hanno già aperto attività o fatto aprire dell'attività possono agevolare a partire dal 1° gennaio 2015, possono agevolarsi, approfittare di questa agevolazione per questo biennio, ne hanno già tutte quante, come dire, le caratteristiche. Tutti coloro che sono interessati possono compilare un'apposita modulistica che si sta preparando all'ufficio tributi, perché è un tributo, perché di fatto va fatta apposita richiesta all'ufficio tributi del comune di Codroipo, proprio dove si paga l'IMU. Di fatto ci sarà un apposito formulario da compilare, e dopodiché si innescherà tutto l'iter, e quindi anche eventuali richieste specifiche si possono chiedere all'ufficio tributi del comune di Codroipo. Per il Ponte News, Marco Mascioli.